Casa sua è questa, lei ha scelto la casa dell'ospedale e per cui è qua. Questa è la storia di Tenny, gatta che non si è fatta adottare da una famiglia per stare all'entrata dell'ospedale di Oderzo. L'avevamo raccontata così, poco meno di un anno fa, la vicenda di Tenny, la gattina che viveva all'entrata dell'ospedale di Oderzo. Una storia di uomini e animali, di malattia, ma anche di condivisione, insomma di alchimie da cui sortiscono quelle buone notizie sempre più rare nella valanga di informazioni che travolgono il quotidiano di ognuno di noi. Una storia anche singolare per quello spunto che gli occhi attenti di quel felino hanno saputo trasmettere, quell'attesa paziente per il ritorno del padrone, anche se in realtà i gatti non hanno padroni, ma in genere dettano loro le regole agli umani. Così Tenny, amplificata da Antenna 3, è diventata una storia nazionale, al punto che la toscana Fiesole, ad ogni maggio città dei gatti, ha deciso di consegnare un attestato alla nostra emittente per aver raccontato quel sottile legame che nemmeno la malattia aveva spezzato. Nella biblioteca della città fiorentina ci sarà la cerimonia ufficiale non solo per Tenny e la sua storia, ma per molte altre vicende con protagonisti i gatti. Per chi non ricorda il servizio, finiva così. Così lei sta lì ogni giorno tra siepiete e gradini, scruta ogni persona che passa, si lascia carezzare da qualcuno ma non dà altra confidenza. Forse quegli occhi aspettano di incrociarne altri che conosce molto bene e solo in quel momento Tenny smetterà di essere tenace, lasciando questa entrata per tornare a casa che non è detto sia di questo mondo. E quello che racconteremo domani a Fiesole sarà anche la prosecuzione della storia, perché Tenny da qualche mese non staziona più all'entrata dell'ospedale. C'è chi dice perché ha trovato il calore di un'altra famiglia, chi perché, come tutti i gatti, sentendosi morire, ha scelto un luogo appartato per addormentarsi per sempre. A noi invece piace sperare che un giorno sia arrivata la carezza di quelle mani che Tenny conosceva bene e che l'hanno presa in braccio portandola via per sempre. A noi invece piace sperare che un giorno sia arrivata la carezza di quelle mani che Tenny conosceva bene e che l'hanno presa in braccio portandola via per sempre.